siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché con il nostro notiziario Le News dall'Ogliastra. Oggi apriamo parlando dell'ospedale di Lanusei e del punto nascita ancora chiuso. Ieri si è tenuta la conferenza territoriale sociosanitaria a Lanusei, dove appunto al primo punto all'ordine del giorno c'era questa gravissima problematica. Come sappiamo, le mamme ogliastrine sono costrette ad affrontare lunghi viaggi a Cagliari o a Nuoro per dare alla luce i propri figli, con tutti i disagi e i pericoli anche che ne conseguono. Il territorio si sta mobilitando e ieri appunto si è tenuta la conferenza sociosanitaria e abbiamo al telefono con noi il sindaco Ivan Mameli, che è anche il presidente del comitato di distretto della conferenza. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori. Sindaco, senta, com'è andata ieri la conferenza? Quali sono state le richieste ennesime all'assessore Bartolazzi? Quali sono le novità, se ce ne sono? Allora, diciamo che ieri è servito più per risvegliare un po' di coscienze anestetizzate che per trovare delle soluzioni concrete, però quantomeno diciamo, è stata sorpassata quell'idea di rassegnazione basata solo sul discorso della nostra scarsità di numeri, almeno così ci dicono, e quindi è stato fatto un piano di azione che si concretizzerà nell'andare dall'assessore alla sanità, con il quale abbiamo già un appuntamento con tutti i sindaci, e successivamente si alzeranno i livelli di agitazione, di mobilitazione, se non dovessero arrivare delle risposte concrete. Siamo più di 2 anni con il punto nascita chiuso e con grave pregiudizio e pericolo sia per le donne ma anche i nascituri, ma è una situazione di gioia, è diventata solo una speranza di non incorrere in situazioni particolarmente pericolose, e quindi riteniamo che questa situazione debba terminare. Quando è stato fissato l'incontro con l'assessore Bartolazzi, e poi l'ultima volta che era stato in Ogliastra, se non sbaglio nel mese di luglio, comunque aveva preso anche degli impegni, però al momento sembra che sia tutto... Allora, ci tengo a specificare, perché con questa azione noi non stiamo puntando il dito con una parte politica contro l'altra, perché assistiamo a 15 anni di niente dal punto di vista sanitario in Ogliastra, e quindi non è una battaglia di bandiera, ma è una battaglia per preservare, tutelare i nostri diritti. Noi siamo convinti che una donna o
una persona che vive a Seui piuttosto che a Talana, che a Barissardo, a Tortolì, abbia gli stessi diritti di uno che vive a Quartuccio, a fianco all'ospedale Brozzo. Certo. E quindi stiamo chiedendo delle spiegazioni, soprattutto per tutto quello che riguarda l'emergenza urgenza. Noi riteniamo che non possiamo essere trattati come cittadini di Serie B. In questo momento noi siamo trattati non solo come cittadini di Serie B, ma io ho osato dire che siamo trattati come una tribù di indigeni, perché non abbiamo la situazione geografica dell'Ogliastra. È un po' una riflessione ulteriore. Noi non possiamo essere trattati come tutti gli altri, nel senso che siamo diversi geograficamente da tutti gli altri. Quindi se nel giro di mezz'ora di macchina, a differenza di qualche altro punto della Sardegna, il ridosso di Cagliari ha la scelta di anche 4-5 punti nascita, noi non siamo in questa situazione. Noi abbiamo attorno a noi il deserto e riteniamo pertanto che dobbiamo essere trattati in modo speciale, perché c'è la specialità data da un punto di vista geografico. Assolutamente. Sindaco, ultima domanda. Ieri si è trattato anche un altro punto all'ordine del giorno, erano due, il problema delle liste d'attesa lunghissime. Su questo fronte c'è qualche novità? Allora, sulle liste d'attesa è un tema che io ripropongo spesso, anche perché ritengo che sia una delle principali cause per cui i cittadini iostrini sempre di più stanno rinunciando progressivamente alle cure. E quindi abbiamo chiesto alla politica, in questo caso alla politica regionale, quale sia il piano d'azione. La risposta non può essere solo esclusivamente mettere soldi con le prestazioni aggiuntive di questi 13.000 euro stati messi dal Consiglio regionale, stati stanziati, anche perché abbiamo dimostrazione che spesso e volentieri non basta elargire maggiori somme per venire incontro alle esigenze della domanda. Occorre una riflessione ulteriore che va anche da prevenire una certa domanda, quindi lavorare molto in prevenzione. Si fa pochissima prevenzione in Ogliastra, se ne fa poca in Sardegna, ma in Ogliastra se ne fa ancora meno. Le campagne di screening ormai sono un vano ricordo, insomma occorre agire. Allo stesso tempo ci tengo a dire che ci sono tante cose che invece funzionano bene, anche i reparti ospedalieri, insomma non bisogna dire che tutto va male, ma quello che va male bisogna prenderne atto e combattere tutti assieme per arrivare a una soluzione risolutiva. Grazie mille Sindaco, grazie per essere stato con noi e per averci dato questo contributo e illustrato insomma la situazione. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi e insomma buon lavoro anche a voi. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Ecco, abbiamo avuto il sindaco di Barissardo, Ivan Mameli, che è anche presidente del comitato di distretto, insomma, abbiamo parlato dei temi dolenti dell'Ogliastra, appunto ancora la chiusura del punto nascita, il territorio comunque si sta mobilitando, continua a tenere alta l'attenzione su questo fronte. Ora cambiamo argomento e passiamo a Baunei. C'è una buona notizia perché il comune ha ricevuto 180.000 euro dalla regione per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Si tratta di fondi freschi che serviranno a concludere i lavori di sistemazione del Rio Surrele che si trova nel centro urbano di Santa Maria Navarrese. Con questo finanziamento, dice il sindaco, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Monni, verranno terminati i lavori che sono già iniziati tra viale Plammas e via Monteoro e via Pedralonga. Inoltre, dicono gli amministratori, abbiamo ricevuto un finanziamento regionale di 71.000 euro per pulire i canali presenti all'interno del centro abitato di Baunei Santa Maria Navarrese, lavori che verranno effettuati in 2 stralci. L'amministrazione comunale aggiorna anche sulle ultime novità riguardo all'approvazione del nuovo piano di protezione civile approvato dal Consiglio Comunale, che tutti dovranno conoscere e studiare appunto per farsi trovare pronti in caso di emergenza. La sicurezza dei nostri centri urbani deve essere una priorità insieme alla infrastrutturazione del nostro comune. Tutte queste azioni rappresentano tanto dell'azione amministrativa che stiamo portando avanti, che costituisce la visione di ciò che vogliamo che il nostro paese diventi
che sia e diventi anche un domani. Queste le parole dell'amministrazione, che quindi sta portando avanti diversi progetti appunto per affrontare il dissesto idrogeologico. Andiamo avanti, passiamo ora a Tortolì, perché il consorzio di bonifica Ogliastra andrà al voto. Le elezioni si terranno domenica 13 ottobre, si vota nella sede del consorzio in via Pirastu dalle 7 alle 22. Ci sono 2 liste in campo e ciascun elettore potrà votare solo una lista e nell'ambito della lista per un solo candidato. È necessario portare un documento di identità in corso di validità. L'ente ricorda anche che hanno il diritto al voto solo i consorziati presenti negli elenchi degli aventi diritto, che possono essere consultati sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Ogliastra, quindi si vota domenica. Andiamo avanti, passiamo ora a Barissardo, perché la torre di Bari si è illuminata di blu ieri, in occasione della giornata europea della sindrome X fragile. Barissardo si è unita così alle celebrazioni, un'importante iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Il comune, come tanti altri in Italia, ha partecipato, ha scelto di illuminare uno dei suoi luoghi simbolici come la Torre di Bari, in segno di solidarietà per accendere i riflettori su una condizione genetica che rappresenta la principale causa ereditaria di disabilità intellettiva e la prima causa monogenica di autismo. Quindi un'operazione simbolica, un evento simbolico, insomma, per tenere sempre alta l'attenzione anche sulle malattie genetiche rare. Chiudiamo con un evento a Tortolì, arriva Tourism, un evento gratuito che avrà luogo il 25 ottobre presso il comune di Tortolì. Avrà l'obiettivo di approfondire le strategie digitali utili per migliorare la gestione dei flussi turistici. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con la Sartoria del Marketing e Iger, offrirà una panoramica sul sistema di prenotazione digitale dell'app Heart of Sardinia, una presentazione dei dati sul turista tipo di Tortolì e utili spunti su come sfruttare i dati per strategie di marketing efficaci e sostenibili. L'appuntamento è venerdì 25 ottobre dalle 18:30 alle 20:30 e ci si può prenotare. Per partecipare basta collegarsi al sito internet del comune di Tortolì e compilare il modulo per partecipare a questo evento gratuito, importante sicuramente per i tanti operatori turistici di Tortolì, insomma per gli interessati. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi, vi ricordo l'appuntamento di domenica perché torna Stella Sport con il mitico Gianni Tangiano. L'appuntamento è su Radio Stella alle 16, mi raccomando non mancate. Noi invece torniamo lunedì 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguriamo buon fine settimana, come sempre grazie alla regia di Roberta Loi, e noi torniamo lunedì, ma domenica c'è Stella Sport.